Secondo appuntamento ad Agrigento di Muovi AG. Dopo il primo vediamo quale sarà il percorso, ne parliamo con i diretti interessati. Sì, presentiamo la seconda edizione del nostro itinerario di metropolitana pedonale urbana. Questa volta sarà dedicato al Serpotta e al Barocco. La partenza non sarà da Porta di Ponte ma dal monastero di Santo Spirito, che eccezionalmente andremo a visitare all'interno e verrà permesso a tutti appunto di vederlo, vedere il chiostro, vedere la chiesa e tutti gli stucchi del Serpotta. Da lì poi ci sposteremo salendo fino alla cattedrale, passando per l'Addolorata, da San Lorenzo, un percorso proprio dedicato a questa tematica. Dopo il successo della prima edizione, dove un fiume di persone letteralmente ha invaso le vie del centro storico e tutte le piazzette e i vicoli, abbiamo riscontrato un notevole interesse da parte della città di riscoprire le nostre bellezze e di partecipare attivamente a migliorare Agrigento e a una città migliore. Diciamo che la prima edizione, appunto la prima linea metropolitana, è stato un grandissimo successo e abbiamo raggiunto quello che è uno degli obiettivi. Con soltanto 50 euro abbiamo illuminato materialmente Porta di Mare e di fatto abbiamo reso, tra virgolette, visibile un bene archeologico monumentale di una grandissima importanza. Un bene che purtroppo versa in uno stato di abbandono totale e infatti abbiamo dato luce appunto a questo interesse su questa tematica. Ci fa molto piacere che questo interesse sia stato raccolto anche da altre associazioni che si sono attivate insieme a Confcommercio, unitamente anche a Confcommercio, per richiedere un intervento straordinario appunto nella Porta di Mare nello specifico, ma a tutti i beni monumentali. Quindi dico, il primo obiettivo lo abbiamo raggiunto, l'obiettivo, l'indirizzo più importante è quello appunto di vedere Agrigento come un sogno e fare riscoprire questo sogno agli agrigentini e soprattutto farlo fruire ai turisti che ci vengono a trovare. Quindi invitiamo non soltanto i cittadini ma anche le associazioni, chi vuole vedere Agrigento in un modo assolutamente diverso, di venire venerdì ed essere insieme a noi complici di questa rigenerazione che vogliamo dare agli animi degli agrigentini.